Ben ritrovati in questo pomeriggio della vigilia di Pasqua. Abbiamo ascoltato insieme anche più volte, se avrete voluto, le affermazioni e le raccomandazioni del governatore del Veneto Luca Zaia, che ci riguardano tutte da vicino, e gli argomenti che avete toccato e che avete sentito sono stati davvero numerosi. Avremo modo magari di analizzarli un pochino anche con l'aiuto dei vostri messaggi WhatsApp o SMS che potete inviare al numero che vedete qui in alto, 340 321 8806, anche in questa seconda diretta dai nostri studi di Bassano del Grappa per circa 3/4 d'ora. Vediamo se potremo confrontare quello che ha detto Zaia con le richieste che arrivano via messaggio appunto dei nostri telespettatori, e vi anticipo che sono numerose. Magari leggeremo quelle che vanno più al cuore di un problema pratico, ecco. Vedremo un pochino se riusciremo ad accontentarli. Mi cade l'occhio su una che mi sono evidenziato durante la pausa tra la precedente registrazione appunto e questa nostra diretta. Buongiorno governatore, sono un artigiano, perché non posso lavorare che sono da solo? Però è anche vero che credo che se c'è effettivamente un cantiere in corso con una fornitura in corso, mi pare che si fosse già detto che si poteva circolare, però vabbè, dopo magari dipende anche dal tipo come dire, di merceologia artigiana che si produce. Magari ci può essere qualche distinguo. Si torna spesso sullo stop al comparto edilizio e del marmo, delle pietre, molto diffuso anche in alcune province della nostra regione, che sono fermi, e quindi come si fa ad andare avanti? Ci sono la estetista di Caldogno, Katia Rigolon, ecco, che è anche interessante se i vostri messaggi sono firmati, che dicono: ma se fanno riaprire fabbriche da 1000 persone, io che nel mio settore tratto una persona alla volta con mascherine e guanti, perché non posso riaprire? Grazie e buon lavoro. E poi c'è qualcuno che chiede a Zaia una sorta di copertura legale, che credo al momento, e credo anche che poi in assenza di autonomia regionale non si possa pretendere dal Presidente della Regione. Zaia, fai aprire tutte le aziende venete e coprile legalmente come Regione. È anche vero che Zaia, prima di esporsi con una copertura legale, che so, personale, ha anche raccomandato: si apre solo con le mascherine e si ricevono contributi solo se si pagano i debiti. Questa è una cosa che ha detto anche nei giorni scorsi e che mi sembra sacrosanta. Mascherine o non si apre, me lo sono appuntato durante la diretta. Vabbè, le mascherine magari non ci vuole neanche tanto per adottarle, soprattutto magari nelle aziende medio-piccole. Molta preoccupazione c'è per esempio dall'industria balneare e turistica del Veneto, che insomma, come sapete, è molto diffusa, è molto forte, nel senso di forte come ospitalità e mercato e qualità. Chiedete per cortesia, magari alla prossima occasione, speriamo, Zaia, come sarà possibile riaprire i bagni e stabilimenti balneari che hanno gli ombrelloni a una distanza tale che non permetterebbe, che inferiore a 1 metro di distanza. Ecco, sintetizzo, grazie. Poi c'è anche qualcuno che ha un'ansia più o meno giustificabile: ce la faremo ad andare a caccia quest'anno? Vabbè, chiudo la parentesi. Gianni invece, disoccupato, della provincia di Padova, è disoccupato lui e la moglie. Che aiuto c'è per chi come noi, si trova senza nulla in questo periodo? Auguri di buona Pasqua da Jennifer De Faveri, che ringraziamo e alla quale ricambiamo di cuore. Ecco, poi riguardo a tutti i vari disegni e messaggi che Zaia ha raccolto in questi giorni da parte di bambini del Veneto, c'è chi propone anche di raccoglierli in una raccolta, magari in un album o in una pubblicazione, che sono cose simpatiche. Poi vi leggerò da parte qualcosa di un po' complicato che riguarda, come sempre, invece gli operatori sanitari e le loro famiglie e la convivenza magari con i vicini di casa. Oggi, come detto, è sabato santo. Il vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, ha lanciato un breve messaggio anche attraverso i nostri canali. Lo sentiamo insieme.
Il Sabato Santo è un giorno senza liturgia, è un giorno di silenzio, è un giorno di meditazione, è anche un giorno di speranza. Il Signore Gesù riposa nel sepolcro e noi, in un atteggiamento meditativo, pensiamo a questo momento che, noi lo sappiamo, prelude la risurrezione, il giorno della risurrezione, il giorno della Pasqua, ma nel cuore, nella mente degli apostoli, dei discepoli, delle donne che l'avevano seguito dalla Galilea, è un giorno di mestizia, è un giorno di dolore, che poi il Signore saprà veramente illuminare con il giorno dopo il sabato, al mattino di quella domenica, del primo giorno dopo il sabato, le donne si recheranno al sepolcro e incontreranno il risorto. E fonte di meditazione religiosa sulla nostra emittente lo saranno gli appuntamenti di questa sera con la messa di resurrezione delle ore 21, trasmessa in diretta dalla Basilica di San Marco di Venezia e presieduta dal dal Monsignor Patriarca di Venezia, il Cardinal Moraglia, mentre a seguire, subito dopo la messa di resurrezione da Venezia, dalla Basilica di San Marco, potrete seguirla alle 22:30, una seconda diretta prodotta da Rete Veneta dalla Basilica di Sant'Antonio di Padova, sempre la messa di resurrezione, la messa pasquale di resurrezione. Poi domani vi invito a non perdere gli appuntamenti, se stasera non potrete seguire questi, alle 10, dalle 10 la messa di Pasqua sempre da Venezia, alle 18 la messa dalla Basilica di Sant'Antonio. Questo è quanto appunto la nostra emittente, il nostro gruppo editoriale ha preparato per farvi seguire quelle che sono le celebrazioni di questo Sabato Santo e di domani, giorno di Pasqua. Ieri sera invece la Via Crucis in Vaticano, presieduta da Papa Francesco, aveva anche un imprinting padovano e in particolare con il contributo che c'è stato da parte di alcuni detenuti della casa di reclusione Due Palazzi di Padova. Vediamo come e perché. Piazza San Pietro vuota, buia, illuminata solo dalle fiaccole. La Via Crucis, presieduta da Papa Francesco per la prima volta negli ultimi 50 anni, si svolge in Vaticano e non al Colosseo. La croce, portata lungo le 14 stazioni, viene sorretta a turno da medici e infermieri del Covid Hospital del Policlinico Gemelli di Roma, da agenti della Polizia Penitenziaria e anche da Don Marco Pozza, il cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, che insieme alla giornalista e volontaria Tatiana Mario hanno raccolto le meditazioni di questa Via Crucis. Al centro le riflessioni di chi ha vissuto il male subendolo o provocandolo, ma che ha scelto poi la via della redenzione, perché chiunque è in grado di rialzarsi e di sconfiggere il male. Questo è il messaggio del Papa. Sono gli eroi di questi giorni, i santi della porta accanto, i medici, così li ha definiti Francesco, il volto segnato dal dolore per l'umanità che, chiusa nelle case, combatte il virus. Il pontefice cammina solo per l'ultima stazione, porta la croce consegnatagli da un infermiere. Le meditazioni sono quelle di una guardia carceraria e sono parole di speranza. Con Dio nessun peccato avrà l'ultima parola. Ecco, quindi avete visto come sia stata data una possibilità di partecipare a una Via Crucis particolarmente importante come quella del Venerdì Santo in Vaticano, anche a questo gruppo di detenuti coordinati dal loro assistente spirituale, da uno dei loro assistenti spirituali, Don Marco Pozza. Riguardo tornando a una parentesi di cronaca, poi casomai questa cosa ce la faremo anche commentare dalla collega Gabriella Basso della redazione di Vicenza, è successo un fatto di cronaca che ha riguardato una delle chiese più importanti del capoluogo, la chiesa dell'Araceli. Il fatto mi pare risalga a ieri sera. Vediamo insieme il servizio. Un cedimento improvviso, un boato, il vetro di uno degli occhioni della cupola della chiesa di Santa Maria Araceli a Vicenza che precipita a terra e va in frantumi al centro della navata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco avvisati dal parroco Don Nicola. Con l'autoscala sono saliti sul tetto della cupola per una prima ispezione dall'alto.
L'usura del tempo sarebbe il grande male che ha colpito l'occhione dell'antica chiesa cittadina, facendolo precipitare a terra. Constatato il pericolo di caduta degli altri veti dell'intelaiatura, i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere, non senza qualche difficoltà, le lastre e poi la struttura di sostegno, eliminando il pericolo. Fatto arrivare sul posto del telo di nylon, si è predisposto e sagomato una copertura provvisoria che è stata fissata esternamente. Una rapida ricognizione agli altri occhioni della chiesa ha permesso di verificare che le intelaiature sarebbero tutte da sostituire. Intervento che al momento, anche a causa dello stop forzato dovuto al coronavirus, non sarà possibile fare. Fortunatamente al momento di incidenti in chiesa non c'era nessuno, tanto più in questo periodo di pandemia che vede tutte le strutture religiose chiuse ai fedeli. Ok, questo appunto forse è il fatto principale che ha riguardato nelle ultime ore il centro storico cittadino, e sentiamo se Gabriella Basso può darci qualche altro dettaglio riguardo a questa cosa anche un pochino inquietante o impressionante. Vediamo se il collegamento funziona, linee permettendo. Gabriella. Sì, sono qui, Guido, mi vedete? Sì, prego. Ecco. Allora, praticamente è successo ieri nel tardo pomeriggio, probabilmente è stato l'usura del tempo, come avete sentito anche nel servizio, che ha portato alla, diciamo, il legno degli infissi dell'antica chiesa barocca si sono proprio mangiati, sono diventati quasi marci, e quindi questo ha portato sì che il vetro si rompesse e cadesse appunto nella navata della chiesa. Il problema sono anche tutti le altre finestre, insomma, che dovranno essere assolutamente sistemate, preparate, in modo che non succeda la stessa cosa. Ovviamente in questo momento di quarantena diventa difficile fare qualsiasi cosa anche per il parroco Don Nicola, perché ovviamente bisogna chiamare sia la sovrintendenza, chiamare architetti, trovare insomma le persone e le ditte che possono fare questi lavori di manutenzione e soprattutto di sistemazione, quindi diciamo che non sarà una cosa imminente. L'altra cosa che possiamo raccontare di Vicenza è che i controlli ovviamente continuano sia da parte dei carabinieri che delle forze dell'ordine, che saranno impegnate anche in questo lungo fine settimana pasquale, e saranno controlli serrati con droni e elicotteri che sorvoleranno la città, ma anche e soprattutto le zone di solito del fuori porta pasquale, quindi anche verso l'altopiano di Asalvo, dove ci sono le seconde case, e ci sarà anche il corpo dei carabinieri forestali che monitoreranno i sentieri di solito utilizzati per fare le scampagnate e le camminate nel bosco. Tra l'altro, tra i vari controlli, come sempre, diciamo sono le località di confine quelle dove ci sono più problemi, dove la gente facilmente scavalla, possiamo dire così, tra il padovano e il vicentino, con le scuse più assurde, andare a prendere il vino nel comune vicino, piuttosto che per esempio andare semplicemente a comprare addirittura in un'erboristeria delle cose che nel proprio comune non si riesce, o ancora chi pur essendo, diciamo, operatore ecologico ha inventato, diciamo così, che era in turno e non lo era. In questo caso è stato anche denunciato per falso ideologico. Tra l'altro il crimine, come sempre, non si ferma, soprattutto in questo periodo sono in giro, anche a Vicenza in particolare, senza fissa dimora o comunque spacciatori. Tra l'altro la polizia ne ha fermato proprio uno questa mattina su strada Marosticana, innervosito, ha cercato di scappare, c'è stato un po' di seguimento, un po' di colluttazione, ma alla fine è stato acciuffato, aveva oltre 170 grammi di marijuana già confezionata, 700 euro provento di spaccio. Insomma, le forze dell'ordine, oltre a controllare perché non si violino quelle che sono le misure anti-Covid, continuano anche nella loro attività di controllo del territorio contro la microcriminalità. Certo, grazie Gabriella, molto esauriente questo giro. Immagino sì che effettivamente la provincia vicentina, le zone collinari, ma che confinano con quelle collinari di Padova, o insomma anche la zona dell'altopiano, casomai poi vedremo se riusciremo, potremo sentire uno dei sindaci dei 7 comuni, se mi pare che nei giorni scorsi il sindaco di Gallio si era abbastanza mobilitato per decidere, cioè per tutelare le presenze nelle doppie case dei cittadini, per evitare le presenze dei cittadini nelle doppie case, nelle seconde case, chiedo scusa. Quindi la provincia di Vicenza decisamente è molto interessata da questo fenomeno, un aspetto interessante che forse non avevamo esattamente considerato. Grazie a Gabriella Basso della nostra
redazione di Vicenza, e poi insomma vedremo se il coronavirus purtroppo non permetterà il restauro della chiesa dell'Araceli, proprio perché le imprese edili, e qua il dibattito, come sentite anche dai messaggi che arrivano, è molto aperto. Prima di vedere un altro servizio interessante che preparato proprio poco fa, fresco di montaggio, vi leggo ancora, sempre per dare anche voce ai nostri ascoltatori, un paio di notizie collegate all'aspetto che hanno in comune qualcosa, poi lo capirete da voi. Uno è piuttosto serio e dice: sono Domenico, sono marito di un'infermiera del reparto malattie infettive di Rovigo. Malattie infettive di Rovigo. Già notavamo da tempo una certa diffidenza da parte di molte persone anche prima dell'epidemia, ma sentirmi dire dall'Avis che non posso donare il sangue perché mia moglie lavora a malattie infettive mi sembra strano. Mia moglie ha fatto finora 4 tamponi, tutti negativi, quindi mi viene da concludere che sia una colpa grave fare anche solo l'infermiera di questi tempi. Ecco, questo è un aspetto effettivamente che fa pensare, che riguarda i familiari, ma a volte si è sentito parlare, almeno mi pare sui giornali nazionali, di episodi anche quasi prudenti, se non discriminatori, nei confronti, nello stesso condominio, di condomini di persone, di dottori o dottoresse o di infermieri e infermiere che lavorano sì, nei nostri ospedali, con magari cartelli lasciati sulla porta di casa che invitavano a dire: lei ha preso tutte le precauzioni prima di rientrare a casa, e avanti così. Invece purtroppo non si è firmato questo futuro papà, ci scrive: il 20 aprile avremo la prima ecografia della gravidanza, un evento unico essendo il primo figlio, io essendo il padre potrò andare ad essere presente? Grazie. Beh, penso che insomma, qualsiasi carabiniere, vigile urbano o poliziotto in gran parte sia un papà, non penso che possa negarle questo magico momento. Andiamo a vedere invece cosa sta succedendo in questa giornata in cui si dovrà cucinare molto in vista di domani, o perlomeno cucinare, non si potrà andare a mangiare fuori né domani né dopodomani. Che cosa succede nei supermercati di Treviso con il servizio del collega Nicola Marcato. Numero 67, avvisiamo la stabile clientela che per entrare al supermercato bisogna munirsi di biglietto di numeretto che trovate sulla chiocciola rossa. All'uscita del supermercato anche abbiamo messo delle bottigliette d'acqua per chi ne avesse necessità. Anche lei in coda dovrà aspettare a lungo? Purtroppo, ne ho 25 davanti. Ho circa 52 persone prima di me, quindi la fila è lunga, dobbiamo rispettare le regole. Per il momento speriamo che finisca presto, aspettiamo solo questo. Altri 30 persone. Hanno preso d'assalto questa mattina? Sì, sabato d'altra parte era prevedibile una cosa del genere. Sono rimasto sorpreso anch'io, sinceramente le ultime 2 volte che sono venuto saremmo stati in 20 persone, ma farla grande. E a vedere tutto questo lavoro qui, stavo quasi per girare la macchina e tornare indietro, dico intanto morire di fame non muoio. Un po' di coda e poi la spesa di una settimana intera però, quindi un paio d'ore diciamo così. Ha aspettato a lungo? No, non tantissimo. Hanno preso d'assalto i supermercati oggi? Un po' di più del solito, però non gran cosa diciamo. No, secondo me no, ho visto tranquillo qua. Sono in coda perché io sto aspettando 600 euro, che sono un imprenditore da Treviso e da un mese che aspetto 600 euro, ma non ho visto mai. Più ho 6 dipendenti in casa di integrazione e non sappiamo nulla quando arrivano. Fino a che non ho 600 euro non devo comprare niente, vedi? E quando arrivano 600 euro, da un mese, ho 6 dipendenti io. E occupiamo con alberghi, con ristoranti e non abbiamo nessuna speranza per lavoro. Che Pasqua sarà? Basta rassegnarsi un po' alla faccenda. Non c'è niente da fare, inutile protestare o altro. Siamo così e dobbiamo sopportare tutto. Ecco, portiamo avanti e sopportiamo, e noi italiani e veneti in genere una capacità di sopportare ce l'abbiamo da sempre, credo, anche se insomma avete sentito che ci sono preoccupazioni a livello
ministeriale, di Ministero dell'Interno, con disposizioni date ai prefetti di controllare quello che può essere, al di là della malavita ordinaria, anche la possibilità di rivolte sociali, almeno detta in estrema sintesi. Poi il ministro Lamorgese ha usato una terminologia un pochino più ministeriale, diciamo, rispetto alla mia, però effettivamente è giusto anche che il governo abbia questo tipo di preoccupazione, visto che le tensioni potrebbero anche esserci magari nei redditi più bassi, o potrebbero essere magari sfruttate da qualcuno interessato a cavalcarle, diciamo, ecco, così. Io almeno l'ho letta così tra le righe, quella comunicazione che casomai poi vi rileggerò, che è uscita in ANSA questa mattina. Vi avevo accennato alle celebrazioni che potrete seguire sulla nostra emittente, visto che in chiesa per la messa non si può andare, ma non è che non si può andare a pregare, ci si può recare in tutte le chiese per pregare, ma ovviamente non si può essere in tantissimi come magari succede durante le messe delle feste comandate. Restiamo in provincia di Treviso, dalle parti di Castelfranco Veneto, in località di San Floriano, perché il parroco ha cercato in qualche maniera di invogliare i suoi parrocchiani a partecipare, a utilizzare i social media per partecipare alle celebrazioni pasquali. Vediamo. Grafica accattivante, ritmo rock, così è partita la settimana santa della parrocchia di San Floriano a Castelfranco, un modo per fare comunità e coltivare la fede individuale e collettiva in vista della messa di Pasqua trasmessa su YouTube dopo quella del vescovo di Treviso e prima del Papa. I consigli su come iscriversi sono arrivati pochi giorni fa dal parroco Don Franco. Mi raccomando, col ditino, pum pum pum, e iscriversi, perché più siamo e meglio è. E così la parola del Signore raggiunge tante persone. È così che il canale YouTube ha già raccolto più di 200 iscrizioni, ma le vie del Signore sono infinite, pure quelle social, con Don Franco che ogni mattina posta e condivide su Facebook e WhatsApp brani del Vangelo e pensieri di Sant'Agostino. Già, ma com'è cambiata la fede ai tempi del coronavirus? Forse una fede che è entrata più profondamente nella persona, al di là della ritualità, al di là della liturgia, una fede che forse scopre la verità più profonda della fede, il rapporto personale con Dio. E sarà una Pasqua diversa per tutti, una Pasqua che Don Franco si augura sia di cambiamento. Dopo questa pandemia deve essere un segno di cambiamento, che è il segno della qualità della vita, come una vita fatta di servizio, di partecipazione e di collaborazione. Una vita che non sarà più una vita per noi, ma sarà una vita da condividere con gli altri. Grazie e buona Pasqua a tutti. Bene, grazie anche a voi per quello che riesce a fare la Chiesa veneta e la Chiesa italiana per avvicinare lo stesso i fedeli con le nuove tecnologie. D'altronde questo era auspicato anche appunto dalla CEI, l'utilizzo intelligente dei social media anche per la diffusione della fede cristiana, e credo, mi sembra anche che sia una cosa piuttosto apprezzata, a giudicare così dai riscontri o anche dalle conversazioni che a volte si fanno con persone di varie età che stanno utilizzando quindi le piattaforme o i social media per seguire anche quelle che sono le celebrazioni. Comunque non perdete d'occhio anche le nostre, che vi ricordo abbiamo coperto da diverso tempo a questa parte dai luoghi del culto più importanti della nostra regione, come la Basilica del Santo di Padova o quella di San Marco a Venezia, e sarà così anche questa sera a partire dalle ore 21 con le due messe di resurrezione da Venezia e da Padova nell'ordine, quindi oppure domani, se vorrete, dalle ore 10 la messa dalla Basilica di San Marco, e alle 18 la messa di Pasqua sarà invece trasmessa da quella di Sant'Antonio a Padova. Continuano ad arrivare molti dei vostri messaggi, io veramente faccio anche un po' fatica a stargli dietro, ma alcuni sono piuttosto interessanti. Ci sono anche molte lamentele, tipo scusate, è considerata di pubblica utilità la lavorazione di rottami ferrosi a San Massimo di Verona, quartiere di Verona, non ha mai smesso di lavorare un giorno e nessuno controlla, nonostante le segnalazioni. Poi vediamo un po', ecco,
Non sentiamo parlare, in estrema sostanza, di riduzioni o rinunce di privilegi e vitalizi da parte dei politici. Nessuna riduzione di stipendio, tantomeno, mentre ci sono piccoli artigiani, pasticcerie, ristoranti, negozi vari che continuano a pagare affitti e conti di ogni genere e a mantenere i familiari. Effettivamente questo non è un buon segnale per la classe media imprenditoriale veneta. Benissimo. E dopodiché volevo anche parlarvi a proposito di locazioni, cosa sta succedendo in centro storico a Venezia, dove l'emergenza per il coronavirus ha colpito anche proprietari e locatari del centro storico. Il Partito Democratico in Consiglio Comunale a Cafarsetti, che è sede appunto del municipio e del Consiglio Comunale, lancia una proposta. Sentiamola. Il servizio Rosteghin Locazioni, quello da Venezia, che riguarda appunto il problema degli affitti e dei canoni di affitto dei proprietari e locatari in centro a Venezia. Vediamo se riusciamo a vederlo insieme. Il servizio forse non è ancora pronto, anche se mi sembra che no, forse non è stato ancora esattamente trasferito, no, invece ci è arrivato ora. Grazie molto, scusate per l'attesa, lo mandiamo subito. Abbiamo presentato una proposta al Comune di Venezia perché si attivi fin da subito a costituire una cabina di regia fra i proprietari e i locatari di negozi artigianali o commercianti. Purtroppo sempre più molti negozianti o artigiani, a causa della chiusura decretata dal decreto del Presidente del Consiglio, sono in estrema difficoltà a pagare il proprio affitto. Noi chiediamo di provare a fare questa cabina di regia per trovare delle soluzioni anche in accordi bonari che riducano momentaneamente gli affitti, che ne dilazionano il pagamento, che vadano incontro appunto alle esigenze di entrambi i soggetti. Il Comune può farsi e deve farsi parte attiva, in particolare anche con tutti quei soggetti come le IPAB che detengono immobili anche a fini commerciali e artigiani. È necessario fare tutto lo sforzo possibile per andare incontro a tutte quelle realtà economiche che oggi stanno soffrendo. Il Partito Democratico chiede dunque al Comune di intervenire anche in soccorso di chi fatica a pagare gli affitti perché non ci sono guadagni causa emergenza coronavirus. Ma i consiglieri si erano già mossi in tempi non sospetti con una proposta ad hoc proprio in tema di locazioni. È la necessità di costituire un fondo di garanzia affinché i proprietari decidano non più di dare in affitto a locazioni turistiche ma ai residenti. Oggi serve pensare a una nuova idea di città che si basa su ritornare alla residenza, ritornare al negozio di vicinato, ritornare a una città viva. Bene, stiamo preparando ora un collegamento audio-video con uno dei sindaci, vediamo se riusciamo a farlo praticamente al volo davanti a voi, il sindaco di Abano Terme Federico Barbierato. Vediamo se tra un attimo riusciremo a connetterci con Abano Terme, con il municipio. La situazione del comparto termale veneto è andata, credo, se non ho capito male, via via peggiorando. Si cercava di, come dire, all'inizio di resistere davanti a quello che poteva essere, che è uno dei comparti come il turismo, uno dei più resistenti e dei più benestanti della nostra regione. Non è andata così. In attesa di collegarci con, per quanto riguarda con Federico Barbierato, il sindaco di Abano Terme, vi facciamo vedere invece com'è la situazione con il servizio di Chiara Gaiani, la situazione delle strade nella giornata di ieri, perché molti si sono accorti che soprattutto insomma, nella grande viabilità il traffico già da ieri non era diminuito. Vediamo insieme. Uno dei punti più critici della viabilità di Bassano, siamo all'altezza della confluenza della Valsugana da Padova verso Trento con la nuova pedemontana. Parlare di lockdown sicuramente è forte vedendo il traffico che c'è in questo momento, e tenete conto che è 12:20.
punto cruciale della viabilità di Bassano, strada di collegamento nord-sud per eccellenza. Parlare di code non si può, ma il traffico, sia quello pesante sia le auto e i furgoncini, è evidente. Questa è la situazione in direzione di Rosà. Questa è la situazione uscendo da Bassano in direzione Trento. Altra direttrice, la Pedemontana. Traffico pesante, come avete visto, soprattutto trasporti di generi alimentari, traffico anche da venerdì prima di Pasqua. Questa è la Pedemontana. Dov'è il lockdown? È la domanda che ci poniamo, soprattutto vedendo la situazione di questa superstrada a collegamento est-ovest, che di certo non è vuota. Diversa la situazione nelle principali zone del centro della città. Nei pressi del Ponte Nuovo di Bassano il traffico è più che scorrevole, non certo inesistente. Situazione tranquilla anche nel resto del territorio cittadino, anche se, come potete vedere, davanti ai negozi aperti i parcheggi sono praticamente pieni. A controllare il territorio carabinieri, polizia, ma nessuna traccia della polizia locale della città, che il sindaco Elena Pavan dovrebbe invitare a verificare che tutti gli spostamenti siano motivati e che chi si muove lo faccia nel pieno rispetto delle regole. Si avvicinano 3 giorni cruciali, il lungo fine settimana di Pasqua, il tutti a casa, e i controlli nelle prossime ore saranno più importanti che mai. Non si capisce. Va bene, grazie allora per questo servizio che parlava di controlli. Ora volevo sentire se c'era in linea il sindaco Federico Barbierato, se mi sente, sindaco di Abano. Buongiorno a tutti, mi sentite? Buongiorno, la riceviamo bene in audio, ora vediamo se riusciamo a riceverla in video, appena eccolo qua, adesso lo vediamo. Buongiorno sindaco, buon pomeriggio, buon sabato. Buon sabato santo a tutti. Buona vigilia di Pasqua. Senta, il comune di Abano Terme di cose da dire penso che ne abbia molte. Io non vorrei fare esattamente, dare solo brutte notizie, per quanto credo che la situazione occupazionale del comparto termale in provincia di Padova e soprattutto nella zona dei Colli Euganei sia tra le forse la più brutta della sua storia, stia vivendo la più brutta situazione della sua storia. Ma credo di sì, un'economia che si basa esclusivamente sul turismo ha un momento credo mai affrontato finora, e la cosa positiva è che tutta la nostra imprenditoria non sta mollando, sta cercando di guardare positivamente al domani, e le migliaia di lavoratori che sono nel comparto alberghiero, come le centinaia di imprese che abbiamo nel nostro territorio, sono tutte preoccupate, ma allo stesso tempo non abbassano la testa, non abbassano la loro voglia di ripartire. Certo che ci aspettiamo adesso, anche nelle misure prossime dei decreti che verranno, anche una considerazione più vicina anche del nostro settore. Perché questo settore non sarebbe così ben considerato come si merita? Ma no, non è considerato, nel senso che l'emergenza sanitaria ci ha fatto capire molte cose. Sicuramente la fase 2 partirà da certe attività che magari sono considerate dalla commissione scientifica e sanitaria meno pericolose o meno capaci di meno rischiose sotto il profilo della ripresa del contagio. Noi però diciamo bene tutto, le nostre imprese sono, soprattutto i nostri alberghi, ma anche i nostri imprenditori, pronti a ripartire anche con un piano di emergenza, piano di salute, un piano di, per rendere sicuro l'accesso a tutte le attività, e quindi credo che questo possa essere valutato positivamente, pur nell'ambito del rispetto delle misure che saranno comunque presenti anche dopo la partenza, perché alcune precauzioni credo che dovremo adottarle per molto tempo, quindi il sistema è preparato. Noi siamo la città della salute, quindi in tema di prevenzione, di cura, sicuramente costruiremo la nostra immagine per ripartire, ma a maggior ragione dico che potrebbe essere valutata anche questo know-how, questa esperienza che noi abbiamo sulla salute, positiva anche per far ripartire le nostre aziende.
Che cosa le dicono gli operatori del settore in prima persona? Cosa manca di più a chi ha un albergo o neanche più di uno, perché magari... Adesso manca la liquidità per far fronte agli impegni e noi confidiamo che queste misure di qualche giorno fa, che hanno introdotto l'accordo col sistema bancario per dare liquidità a tutto il nostro comparto e alle imprese, vengano realizzate nel più breve tempo possibile e con pochissimi elementi burocratici che ne frenerebbero l'efficacia. Quindi adesso c'è bisogno di liquidità, c'è bisogno di ripartire e c'è bisogno anche di dare un orizzonte temporale alle imprese, perché le imprese non possono vivere nella eterna incertezza e senza conoscere quale potrebbe essere un orizzonte della ripartenza. Quindi sicuramente liquidità, ma anche chiediamo di avere più notizie certe proprio per programmare il ripristino di tutta la nostra economia. E dall'estero, secondo lei, visto che buona parte i clienti classici sappiamo da che zona dell'Europa vengono? Noi abbiamo un 60% di turismo italiano e un 40% di turismo straniero. Questo 40% si compone di naturalmente tedeschi, austriaci, svizzeri, ma anche russi, ma anche francesi, Immagino, sì. ma anche americani, ma anche giapponesi. Certo che il turismo straniero noi dovremo interpretarlo e dare dei messaggi già ora per i prossimi mesi per far vedere che il nostro territorio è attivo, che il nostro territorio comunque non si ferma e guarda al domani e guarda anche a preparare il nostro ambiente, la nostra città alle nuove esigenze che verranno espresse dai turisti quando si muovono e si muoveranno. Credo che il turismo domestico potrebbe muoversi per primo, quello italiano, mentre quello straniero forse dovremmo fare un'operazione di promozione forte proprio per ripristinare e non interrompere quel contatto con tutte queste centinaia di migliaia di turisti che da tantissimi anni conoscono il nostro territorio e che sono abituati a ritornarci ogni anno. Sì, abbiamo sentito anche sui media nazionali che insomma avete investito nei giorni scorsi, se non ricordo male, anche in una campagna pubblicitaria, insomma, che quindi ha sottolineato anche uno sforzo economico. Sì, noi è già 2 anni che utilizziamo una campagna pubblicitaria nei mercati di lingua tedesca in particolare, oltre che in Italia. Ha dato dei buoni risultati, perché nel 2019 avevamo fatto un più 3,5% di arrivi e circa un 2% in più di presenze, che non è un dato da sottovalutare rispetto a un 2019 che ha visto il turismo italiano non così performante, mentre la nostra città, magari anche grazie anche a questi investimenti, aveva fatto un segno più. I primi 2 mesi dell'anno erano cominciati altrettanto bene, avevamo gli alberghi pieni fino a Pasqua e anche fino a maggio. È evidente che adesso dovremo ripartire ripeto, senza staccare il messaggio, continuando a mantenere calda la linea di interlocuzione con tutti i turisti, proprio per farci trovare pronti appena il semaforo verde scatterà. Verrebbe da dire, Sindaco, facendo una leggera battuta, dovreste tenerveli stretti ma non potete, questi clienti. Noi stretti, nel senso di... materialmente no, ma lo dovremo fare invece attraverso una campagna di comunicazione che faccia arrivare il messaggio che questo territorio non si sta fermando, sta programmando reti di piste ciclabili, sta programmando una vera concezione di città della salute e di città verde che sarà sempre più apprezzata anche dal prossimo turismo, che avrà questa, non ce lo neghiamo, considererà la parte salute, la parte prevenzione sempre più, determinante nella scelta
di andare nei territori oppure no. Noi siamo pronti e non vediamo l'ora di mettere in pratica quello che sappiamo fare. Il cosiddetto turismo lento, che adesso insomma è molto apprezzato, e lo è sempre stato dagli stranieri, adesso forse lo stanno apprezzando anche gli italiani. Ecco, era il sindaco di, aspetta, sbaglio la direzione, poi mi picchiano, era il sindaco di Abano Terme, importantissimo centro, inutile ricordarlo, termale della nostra regione, Federico Barbierato, che ringrazio per essere intervenuto. Grazie a voi e buon sabato santo. E buona Pasqua per domani, grazie sindaco, molto gentile. Continuano i vostri messaggi al 340 321 88 06, vi invito a continuare anche se saremo in onda ancora per una decina di minuti, ne leggo altri, prendo soprattutto un po' dei problemi pratici che un po' mi colpiscono. Devo finire la casa per entrare, gli artigiani sono tutti bloccati, come faccio? E intanto pago affitto e mutuo, e qua ti voglio. Scusate una domanda secca, ma quando arrivano nei conti correnti delle partite IVA dei soldi per sopravvivere, a questa domanda non riesco più di tanto veramente a rispondere. Un altro problema pratico riguarda i molti motociclisti, adesso con queste belle giornate sono lì che mordono il freno, se adoperiamo questo termine ippico, ma in realtà il freno della moto insomma si fa fatica a tenerla ferma adesso che vengono avanti queste belle domeniche. Ci chiedono se posso muovermi con la moto dentro i confini del mio piccolo comune senza avere dei problemi. Credo di sì, però dipende per quale motivo, altrimenti credo che le forze dell'ordine non possono contestare che tipo di mezzo si usi, ma la motivazione per la quale lo si usi. E perché non si può andare a prendere il bimbo dalla ex il giorno di Pasquetta? Ci scrive un papà divorziato. Io qui veramente non so che cosa risponderle, spero ci sia qualcuno che possa eventualmente intervenire in tempi un po' rapidi alla nostra diretta. Ne approfitto nel frattempo per riproporvi allora come si può, se potete, soprattutto se volete, se potete contribuire a una specifica campagna di raccolta fondi che la nostra emittente sta proponendo da un po' di tempo a questa parte. Vediamo insieme. Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios per questa emergenza sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'associazione Helios. IBAN IT 25 U05 38 76 02 600 000 3534 5382. Contribuisci per vincere insieme. Ecco, questo è un progetto mirato di aiuto in questa situazione, vi invitiamo a contribuire se potete, chi può, ecco ovviamente questo è il nostro messaggio. Dei vari messaggi, ecco questo invece è un po' diverso, è successo oggi all'ora di pranzo a mezzogiorno in punto all'interno diciamo dell'area dell'ospedale civile di Padova, di fronte al pronto soccorso c'è stato un omaggio delle forze dell'ordine che abbiamo potuto vedere in diretta, infatti, lo vedremo più avanti, appena possibile, dovrebbe essere pronto tra poco, di un messaggio che è stato fatto praticamente davanti all'ingresso del pronto soccorso, come vi dicevo, con le sirene di alcuni automezzi di tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio della provincia di Padova, che hanno voluto in qualche modo omaggiare tutto il personale dell'ospedale civile, del pronto soccorso in particolare, che stava ovviamente in quel momento al lavoro.
E per quanto riguarda, abbiamo sentito prima un messaggio di auguri e di significato, più che di auguri, di significato religioso del Sabato Santo da parte, in apertura di questa nostra diretta, da parte del Vescovo di Vicenza, casomai ve lo riproponiamo prima di salutarvi. Ecco che ci sono giunti da poco in redazione anche gli auguri e il messaggio pasquale da parte del primo cittadino di Padova, Sergio Giordani. Siate forti, vi voglio bene. Sentiamo. Anche lui, da più di un mese, non vede nessuno. Come tanti bellissimi luoghi della nostra città che purtroppo non si possono più vedere. Pensate che il Palazzo della Ragione ha 800 anni e i nostri antenati ci hanno impiegato solo un anno. È stata un'impresa eccezionale, perché quando i padovani vogliono, riescono anche in questo. Il nostro palazzo osserva la città da 8 secoli e ha visto tantissime cose e anche tanti momenti difficili. Ha visto la peste, ha visto tante epidemie e tante guerre, dal Medioevo ai grandi conflitti mondiali. Però in tutte queste occasioni ha visto sempre Padova rinascere più forte, cosa che succederà anche stavolta, dopo questo momento difficilissimo. Ecco perché i miei auguri di Pasqua ho deciso di farveli da qua, per ricordare a tutti noi che siamo una grande città, con voglia di futuro, voglia di fare da sempre. Passeremo una Pasqua diversa, un momento difficile per tutti, ma nel quale stiamo mostrando grande responsabilità e determinazione. La nostra si conferma una grande comunità e di questo vi ringrazio tutti. Molti di noi non potranno vedere i propri cari, però è un momento delicato, bisogna proteggerli e tenerlo duro. Ricordiamoci che non c'è azione più nobile di un sacrificio per salvarci tutti assieme. Passate una Pasqua, per quanto possibile serena. Riflettiamo, perché ci attende un tempo di ricostruzione, dove servirà tutto il nostro impegno e dovremo essere uniti come lo siamo stati fino a qui. Però siate prudenti e state in casa. Un grazie da parte di tutta la città per chi anche durante la Pasqua lavora per noi nei servizi e nella sanità. Grazie veramente di cuore da parte di tutta la città. Non c'è motivo di farsi prendere dallo sconforto. Nulla piega la forza di una comunità coesa e quindi questo è il momento di avere una grande speranza. Un grande augurio di buona Pasqua a tutti voi, un abbraccio e vi voglio bene. Sì, un augurio di Pasqua piuttosto originale, anche devo dire molto affettuoso da parte di Sergio Giordani. Caro Zaia, fa presente alla popolazione che i guanti e le mascherine usa e getta non si chiamano così per essere gettati per terra, magari fuori dal supermercato o qualsiasi altro posto. Grazie mille, buona Pasqua a tutti. Sono un operatore sanitario di una casa di riposo di Ronco all'Adige, Verona. Qui in paese ho pagato 14 euro una mascherina. L'unico supermercato che c'è in paese ha aumentato i prezzi da paura, nessuno può controllare queste situazioni? Chiamate i vigili urbani, credo che sia l'unica cosa da fare. Ecco sì, vi leggo forse l'ultimo messaggio, poi vi lascio agli auguri, vi lascio al pensiero religioso del Vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol. Sentite, tantissimi auguri di buon 50° anniversario di matrimonio, portate pazienza amici miei, a Paolo e Dorina. La prossima volta magari scrivete anche di dove, perché non è detto che li conoscano tutti. A Paolo e Dorina, queste nozze d'oro, vabbè, sono un po' sudate in questo periodo, guadagnate con grande fatica e anche con un po' magari di sofferenza e di ansia. Alle 15:15 si conclude la nostra seconda parte di diretta di edizione straordinaria di Focus TG qui su Rete Veneta. Ci saremo anche domani e ci saremo anche il giorno di Pasquetta, teneteci d'occhio. Cercheremo di darvi voce e cercheremo insomma di farvi anche compagnia durante queste 48 ore di festa di domenica e lunedì. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio il personale tecnico, tutti i colleghi e Chiara Gaiani in redazione per la realizzazione di queste ore di trasmissione insieme e ricordo anche, vi lascio con il pensiero su questo Sabato Santo di Sua Eccellenza il Vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol. Arrivederci a più tardi con i nostri telegiornali.
Il sabato santo è un giorno senza liturgia, è un giorno di silenzio, è un giorno di meditazione, è anche un giorno di speranza. Il Signore Gesù riposa nel sepolcro e noi, in un atteggiamento meditativo, pensiamo a questo momento che, noi lo sappiamo, prelude la risurrezione, il giorno della risurrezione, il giorno della Pasqua, ma nel cuore e nella mente degli apostoli, dei discepoli, delle donne che l'avevano seguito dalla Galilea, è un giorno di mestizia, è un giorno di dolore, che poi il Signore saprà veramente illuminare con il giorno dopo il sabato, al mattino di quella domenica, del primo giorno dopo il sabato, le donne si recheranno al sepolcro e incontreranno il risorto.